Eccoci di nuovo in diretta con l'approfondimento dell'ULSS 2. Saluto nuovamente e ringrazio le dottoresse Carlotta Giuliani, dirigente medico dell'ostetricia e ginecologia di Montebelluna, Laura Vettor, dirigente medico dell'ostetricia e ginecologia di Conegliano. Ben ritrovate. Stavamo parlando di menopausa, definendola un nuovo inizio e dando un po' tutti quegli consigli e spiegazioni perché lo sia davvero un nuovo inizio, venga vissuta in maniera positiva, anche se è un momento delicato a livello fisiologico naturalmente dell'esistenza di una donna e permetta di ripartire poi, visto che l'aspettativa di vita appunto è sempre più lunga e noi speriamo insomma naturalmente che venga vissuta anche questa esistenza in buona salute, in buone condizioni, ecco, bisogna interpretare ecco, in maniera anche un po' positiva questo momento della vita. Allora abbiamo parlato un po' di quelli che sono i sintomi più comuni e poi quelli che meritano anche un'indagine. In generale, dottoressa Giuliani, di fronte ai sintomi esistono dei rimedi, immaginiamo a più livelli di intensità e opzioni terapeutiche che naturalmente voi mettete in campo. Certo, diciamo che abbiamo a disposizione diverse strategie, dalle terapia ormonale sostitutiva, che è quindi l'utilizzo di ormoni che vengono somministrati attraverso diverse vie e che come accennava la collega prima, è importante, se non ci sono controindicazioni, e questo viene stabilito ovviamente dal medico, iniziare precocemente quando andiamo in menopausa, in modo da poter mantenere i livelli già di estrogeni con i quali stiamo entrando in questa fase della nostra vita e quindi ridurre l'impatto sul nostro metabolismo. E altre della terapia ormonale sostitutiva abbiamo, come accennavo, diversi tipi di molecole, diverse vie di somministrazione che possono essere appunto utilizzate in maniera personalizzata sulla paziente in base alle sue caratteristiche, in base ai suoi disturbi. Abbiamo poi un'altra categoria di trattamenti che sono le cosiddette terapie alternative. Alcuni farmaci di tipo non ormonale ci possono venire utili ad esempio per il controllo dei disturbi vasomotori, dell'insonnia. Altre diciamo molecole che possiamo usare, i fitoterapici, pensiamo alla soia, alla cimicifuga, che ci possono essere sempre utili per il controllo dei disturbi vasomotori, anche l'estratto di polline. Tecniche di medicina alternativa come possono essere l'agopuntura, ma anche il supporto psicologico, tecniche di mindfulness per il controllo e la gestione dello stress e non da ultimo anche l'utilizzo di integratori e di probiotici, quindi ad esempio pensiamo a integratori di vitamina D, di calcio, magnesio o anche probiotici appunto che ci possono aiutare a mantenere diciamo il nostro intestino e la nostra flora batterica nel migliore dei modi. Ecco, allora abbiamo un'altra telefonata, proviamo a sentire qual è il quesito che ci viene posto. Pronto? Chi è? Da dove chiama? Pronto? Vediamo se c'è ancora qualcuno. Caduta la telefonata, niente, andiamo avanti. Senta, mi viene, dottoressa Giuliani, una domanda un po' così terra probabilmente, ma la terapia sostitutiva ormonale è obbligatoria in qualche modo? È sempre opportuna oppure no? No, come accennavo prima, viene valutata dal medico l'indicazione e la controindicazione eventualmente, quindi la presenza di una sintomatologia importante è sicuramente un'indicazione a fare una terapia ormonale sostitutiva, ma poi abbiamo tutta una serie di caratteristiche che dobbiamo rispettare per poterla, diciamo, prescrivere in maniera corretta e anche decidere quale utilizzare in base proprio alle caratteristiche della paziente, se ha altre patologie, insomma tutta una serie di dettagli che il medico valuta prima della prescrizione. Ecco. Senta, al di là di quelli che possono essere i rimedi e le opzioni terapeutiche, ci sono delle strategie, diciamo, generali per affrontare questa fase della vita, cioè anche comportamentali, di abitudini, eccetera, che la donna può adottare per migliorare un po'
l'impatto di questo cambiamento? Assolutamente sì, il modificare e migliorare il nostro stile di vita è sicuramente la prima cosa che noi possiamo fare, quindi partire dall'alimentazione, prediligere ad esempio prodotti integrali, una buona quota proteica, magari con legumi, poche carni rosse, un'adeguata idratazione e limitare invece gli zuccheri semplici, limitare i grassi e anche gli alcolici. E poi sicuramente a fianco all'alimentazione ha un ruolo fondamentale l'attività fisica, che deve essere un'attività fisica diciamo leggera per quanto riguarda ad esempio piccoli esercizi che vadano a mantenere, a potenziare il muscolo, quindi con piccoli pesi, ma anche attività aerobica come può essere una bicicletta, può essere il nuoto, insomma attività di questo tipo che ci permettono di migliorare l'aspetto cardiocircolatorio. E poi tecniche di rilassamento per andare a controllare quello che è lo stress e migliorare la qualità del sonno in questa fase della nostra vita, ad esempio appunto mindfulness, yoga, tai chi, ma anche dedicarsi ad attività culturali che ci permettano, che ci danno benessere, ci permette insomma di abbassare in maniera importante i livelli di stress nella nostra vita e migliorare complessivamente insomma il nostro stile di vita. E poi ovviamente non fumare è la base di tutto questo, perché peggiora in maniera importantissima i disturbi vasomotori, che appunto sono molto invalidanti se particolarmente severi, peggiora l'osteoporosi e oltre rappresenta ovviamente un rischio oncologico che ormai sappiamo tutti. Senta, abbiamo detto di fatto delle buone pratiche che andrebbero tutto sommato osservate anche durante le altre fasi della vita, no? In maniera particolare in questa mi viene da pensare che le donne, le cinquantenni di oggi hanno altre occupazioni rispetto a quelle del passato, nel senso tutto questo deve conciliare con il lavoro, perché sicuramente sono in piena attività, carriera lavorativa, in piena vita lavorativa, magari sono anche madri eccetera, per cui diventa più complesso tutto questo, no? Cosa ne pensa? Cioè, sicuramente è l'ennesima sfida che dobbiamo affrontare, ma che riusciamo, se correttamente supportate, ad affrontare. Ecco, quando abbiamo a disposizione tutta una serie di strategie che riusciamo a mettere in pratica e diventano parte integrante insomma delle nostre abitudini, sicuramente anche affrontare tutto il resto della nostra vita insomma ci è molto più semplice. Ecco, se noi stiamo bene riusciamo a funzionare anche bene. Esatto, e a svolgere tutti i ruoli che le donne di oggi hanno. Dottoressa Vettor, le rilancio quello di cui parlavamo durante la pausa, no? Le donne di adesso che magari hanno fatto i figli tardi, diciamo tardi, insomma, quando hanno potuto, quando sono arrivati magari dopo i 35 verso i 40 anni e si trovano a sfidare la menopausa magari con un figlio o una figlia adolescenti che anche loro sono in piena tempesta ormonale. Come si fa? Si fa, allora, tutto quello che ha detto la collega è vero e secondo me il messaggio fondamentale, che penso ormai sia applicabile a qualsiasi aspetto della medicina di oggi, è il concetto che sì, la terapia per la menopausa c'è, però il rimedio non è prendere l'estrogeno, allora tutto si annulla, perché in realtà i sintomi si manifestano in maniera tanto più aggressiva quanto più il nostro stile di vita è scorretto. Quindi tutte le abitudini che ci portano nel tempo a deteriorare rendono i sintomi della menopausa più aggressivi. Quindi sì, la terapia, che poi anche qui spesso si apre il grande capitolo perché le donne tra di loro parlano, quindi c'è l'amica che ha provato la tale terapia, quindi poi arriva dicendo io voglio questo perché la mia amica ha preso questo. La base della terapia per la menopausa, a mio avviso, come tutte le terapie ormonali, quindi io lo stesso dico alle ragazze giovani che vengono per una contraccezione, è una terapia che va cucita sulla persona con un dialogo che sia chiaramente prima informativo, cioè io do il ventaglio di quello che possono essere le opzioni e di fronte a queste opzioni ogni donna reagisce in una maniera propria, quindi c'è chi è assolutamente contrario, spaventato all'idea dell'ormone, allora anche lì è inutile proporlo, perché nel momento in cui propongo una terapia di cui la paziente non è convinta, qualsiasi effetto collaterale viene vissuto in una maniera estremamente negativa.
Quindi la regola è che bisognerebbe partire prima della menopausa con le buone abitudini, sapendo che poi quando arriva effettivamente la menopausa di fronte a uno scompenso dei sintomi, cioè quello che si sente di più è, non so, una volta facevo questo e andava bene, adesso lo faccio e sto male una settimana. Quello lì è un segnale del fatto che bisogna cominciare a ridurre determinati comportamenti. Mi viene da pensare che anche chi ha vissuto magari le gravidanze, no? Tante volte le donne dicono prima della gravidanza stavo in un modo, dopo la gravidanza è cambiato tutto, anche magari il ciclo, gli effetti che fa, il dolore, non dolore, eccetera. Quindi è un po' paragonabile, no? È sempre una tempesta ormonale che lascia evidentemente delle mutazioni, degli strascichi con cui dobbiamo convivere, così. Esatto, e il punto è l'età della vita si allungano le richieste funzionali, però si allunga anche il desiderio di vivere bene, cioè cosa ce ne facciamo di vivere a lungo se viviamo male? Quindi è questo il passaggio che si deve fare ed è per questo che parlare di menopausa ha senso, sì, a una popolazione che ci sta entrando, ma è giusto che così come alla bambina spieghiamo che un giorno avrà la mestruazione, come si deve affrontare, lo stesso vale per le giovani che sanno a cosa vanno incontro un giorno, perché è facile poi dire no, ormai hai avuto un comportamento sbagliato nella vita, no? Perché a quel punto lì non si corregge più, quindi di fronte a un'informazione poi ognuno sceglie come comportarsi e scegliendolo forse accetta anche più facilmente poi un sintomo se sa che è andata così. E mi viene da pensare che a livello naturalmente non fisico ma psicologico è corretto che anche la parte maschile, i compagni, i mariti sì. affrontino nella maniera corretta tutto questo, no? Con tutte le cautele anche nel trattare naturalmente una donna che vive un periodo delicato. Sì, soprattutto in quella che è la sfera, diciamo, della difficoltà sessuale che può essere, diciamo che sempre in quell'immaginario, no, che si vive la menopausa come un vabbè ormai, può essere che ci sia questo meccanismo, cioè se non si conosce che può essere un effetto biologico di cui ci si può prendere cura, semplicemente può essere percepito come un disinteresse, che non è, nel senso che ci sono tanti aspetti da tenere in considerazione, strumenti che si possono avere, insomma. Certo, ma anche perché appunto vediamo adesso, non per andare in cerca di modelli di chissà che, ma nella nostra vita quotidiana delle cinquantenni che sinceramente non si può neanche dire esatto. Vabbè ormai, esatto. no? Altro che. Per cui, senta dottoressa Vettor, ci sono dei miti da sfatare sulla menopausa, un po' li abbiamo anche detti, sì. però ce ne sono parecchio, anche delle cose appunto che vi vengono ripetute che voi cercate di dire ma no, non è così. Beh, allora il mito secondo me principale è proprio il concetto di malattia, nel senso che si percepisce che il percepito della paziente è ho un problema. Sì, il problema però non si chiama menopausa, il problema è il problema ed è legato in una condizione, in una fase della vita. Quindi diciamo che l'idea della menopausa come una malattia da scongiurare è il mito che bisogna abbattere prevalentemente, perché di fatto è semplicemente una condizione da comprendere, da accogliere con gli strumenti giusti. Direi questo. Ma c'è invece qualche sbaglio che si fa comunemente, che voi notate, al di là dell'approccio mentale rispetto alla menopausa, o qualche rimedio magari insomma passato storicamente da nonne a mamme a figlie che poi in realtà secondo voi è controproducente? No, non so, o qualche luogo comune che vi viene propinato? Che vi stupisce ancora? No, c'è stato un progresso probabilmente anche su questo, sì, abbastanza vero? Sì. Ecco. No, una cosa appunto che spesso le pazienti non sanno, per esempio, è che di fatto la menopausa è geneticamente determinata, quindi si eredita l'età dalla madre e spesso le pazienti non hanno idea di quando la madre sia andata in menopausa. C'è una domanda che la io di solito... non l'avrà raccontato nessuno, evidentemente. Sì, o non lo sa, perché di fatto può succedere anche quello, però nella fase così del colloquio con la paziente, soprattutto quando viene in quelle fasi in cui non si capisce, perché siamo nella transizione piena, in cui ci sono disturbi, che non è che il sintomo per esempio della mestruazione altalenante sia ascrivibile solo alla menopausa, ci sono tanti altri contesti, perciò la domanda tipica è la mamma a che età è andata in menopausa? Di solito non si ha idea. Questo spiega quanto sia un tabù, cioè non si
conosce, non si pensa, e quanto non ci si preoccupi, cioè nell'osservare il cambiamento di comportamento di una mamma, la ridotta tolleranza allo stress, l'irritabilità, cioè si pensa che non è lei, basta. esatto. Quindi a volte non è solo così. No, faceva un passaggio interessante prima, quello sulle giovani, no? Perché vi capiterà naturalmente di fare un po' un quadro quando dite i buoni comportamenti, le buone pratiche, attenzione che poi magari più avanti invece, quando si parla alle ragazze di menopausa, che reazione hanno? Allora, Una cosa che non capiterà mai. Esatto, non capita mai, perché non capita mai. E spesso lì, secondo me, il dato su cui bisogna più che altro lavorare è il concetto della menopausa precoce, nel senso che è una cosa che di cui non si conosce la possibilità, e quello si spiazza, perché siamo in un'epoca in cui si pensa alla famiglia anche molto avanti, e a volte lì può essere un problema molto pesante, certo, perché naturalmente si dice i figli li faccio a 38-39 anni e magari poi, è troppo tardi. Allora, c'è al telefono qualcuno, pronto? Pronto, buongiorno. Salve, chieda dove chiama, signora? Io chiamo da Treviso, sono la signora Gabriella. Ci dica. Io ho un'età avanzata, diciamo, però io vedo volentieri questi programmi qua perché sono interessantissimi. Parli più lentamente, in maniera più scandita, signora, perché sentiamo male. Ok, brava. Allora, io volevo capire, io ho 78 anni. Io la mia menopausa l'ho vissuta in maniera buona, perché mi scusi, ma sì. Adesso mi sente meglio? Sì, meglio. Perfetto. Io volevo dire, io ho 78 anni. Io l'ho vissuta bene la mia menopausa, perché quando avevo 48-50 anni... Sì. Pronto? Signora, sì, sono qua. Ecco, ci dica, quando aveva 48-50 anni? Ecco, io quando avevo 48-50 anni c'erano delle riunioni, c'erano che facevano le conferenze per questo. E io sono sempre andata, perciò ho saputo sempre come regolarmi col mio ginecologo, che mi ha seguito, ho fatto le cure ormonali, ho fatto tutto. Adesso che ho figli adulti, non ci sono più queste cose, bisogna che vadano da un ginecologo, che trovino quello giusto, poi devono cambiare. E dico, com'è bello vedere in TV due signore che ne parlano, spiegano benissimo. Ecco, perché non pensa all'ospedale di Treviso oppure qualche associazione di fare queste riunioni la sera? Perché le donne di 50 anni, come diceva lei, adesso lavorano, quelle di 48 lavorano, quelle di 45 lavorano, se sono preparate. Io avevo tempo perché non lavoravo, potevo andare alle conferenze perché ero aggiornata, mi piaceva sentire cosa poteva succedermi per essere preparata. Ecco, queste ragazze, io vedo i miei figli, non hanno questa possibilità. L'unica possibilità è andare da un ginecologo, da un cardiologo, da questo, dall'altro, perché vengono sbattute a destra e a sinistra se non capiscono che cosa hanno. Però c'è una persona, cioè non c'è qualcuno che fa delle riunioni come le state facendo voi, e a quest'ora le ragazze e le donne sono a lavorare, che le possa anche aiutare ad affrontare questa roba. Non credo di dire una cosa strana, vero? Grazie signora, adesso proviamo a sentire. Io credo che qualche occasione ci sia, e probabilmente anche online adesso le fanno, esatto, giusto per risolvere questo problema, no? In realtà è stato un tema abbastanza discusso, nel senso che, vabbè, io conosco la realtà ora della Regione Veneto. So che esiste un progetto, si chiama Progetto Onda, che è un progetto di divulgazione per la popolazione che tratta vari temi, e so che c'è stata un po' di discussione su quale fosse la modalità più opportuna. Credo che siamo in un momento di transizione mediatica, per cui la conferenza rischia di non essere così partecipata. Sì, perché appunto gli impegni sono tanti, è difficile. Siamo in un'epoca in cui siamo abituati ad avere tutto sotto mano, non dover più andare di persona a fare molte cose, quindi si è scelto di rendere fruibili dei video che, per quanto brevi, comunque sono magari la pulce nell'orecchio, che consentano poi alle persone di afferire dei servizi che purtroppo in medicina restano ancora l'unica via, cioè andare da un medico e avere un colloquio
Poi purtroppo sulla continuità è vero, è difficile nel pubblico, è difficile avere sempre una figura di riferimento, però purtroppo su questo non possiamo farci nulla. Ma dottoressa Giuliani, allora qui ci sono tante cose che entrano in ballo, sicuramente è un pensiero che si scaccia in avanti, no? Proprio per quello che dicevamo prima, perché ci si sente magari un po' invecchiate, eccetera. Poi, appunto, come diceva la dottoressa Vettora, abbiamo tutto sotto mano, allora magari uno si informa anche un po' da sé, però probabilmente deve fermarsi a quello, nel senso che poi è il caso di andare da chi ne sa di più, da uno specialista, dal medico di base, eccetera. Assolutamente sì, perché per quanto la divulgazione, adesso anche con i social, sicuramente abbiamo anche pagine di colleghi, di associazioni che fanno divulgazione, ma servono, come diceva la collega, a mettere la pulce nell'orecchio, perché poi gli strumenti per stabilire che terapia fare, quando farla, con che tempistica, con che caratteristiche, devono essere stabiliti per forza da un professionista che, avendo davanti la paziente e tutta la sua storia, perché ricordiamo che non è che ho un sintomo A e allora prendo B e risolvo, ma la persona va vista a 360 gradi nella sua completezza, e questo è una cosa che per ora ancora l'intelligenza artificiale non ce l'ha rubata, e serve esatto. il medico per insomma, comprenderla e dare i suggerimenti più appropriati. Ecco. Senta, allora, visto che il tempo a nostra disposizione sta finendo, quale messaggio positivo e propositivo lanciamo magari a chi si prepara ad affrontare questa fase, a chi ha qualche sintomo, qualche momento a chi magari la sta vivendo anche poco bene? Beh, il messaggio che vogliamo trasmettere è che non sei sola, non siamo sole, e la menopausa è un momento di transizione, non è una fine, è una trasformazione nella vita della donna. Abbiamo a disposizione tanti strumenti per poter stare bene, dobbiamo parlarne con le nostre amiche, dobbiamo parlarne in famiglia, dobbiamo parlarne anche con i colleghi di lavoro, proprio per levare questo stigma culturale che ancora abbraccia questo momento della vita della donna. Quindi invece non è così, più informazioni abbiamo, più siamo consapevoli di noi stesse e possiamo prenderci cura di noi, affrontare la menopausa con fiducia e stando bene. Questo perché anche poi i maschi, invece il mondo maschile non ce l'ha questo momento di, anche se in realtà ce l'ha anche. Sì, hanno un quello, momento simile, ma sicuramente forse, almeno nella maggior parte dei casi, non è così impattante come nella donna. Ecco, voi avete comunque dei numeri significativi, importanti di persone che cercano di informazioni piuttosto che aiuto in questa fase, oppure è ancora piuttosto bassa, diciamo, la percezione che è il caso magari di chiedere un supporto? Allora, personalmente secondo me stanno sempre di più, stanno chiedendo, a me però capita ancora di dover qualche volta indagare direttamente i sintomi. Infatti una mancanza forse nostra qualche volta è quella di non fare domande specifiche e mirate, e che fanno poi scoperchiare un vaso di Pandora in realtà, quindi ancora qualche volta le donne sono un po' intimorite ad affrontare questi argomenti, o hanno un po' di pudore, magari soprattutto per gli argomenti relativi alla sfera della sessualità, spesso sono un po' resti a portarle di primo acchitto, no? Invece sono tutte cose che dobbiamo indagare e che dobbiamo anche portare al nostro medico serenamente, perché noi siamo qui per questo, cioè siamo qui per aiutare. E poi, dottoressa Vettor, per vivere anche un post menopausa sereno e tranquillo, insomma, il più possibile, perché poi c'è auspicabilmente una lunga fase successiva a tutti questi stravolgimenti che si può vivere in serenità. Sì, esatto. Ovviamente continuando tutte quelle che sono le indagini diagnostiche, i follow up che vanno fatti in altri ambiti, perché essendo una sindrome hanno delle ripercussioni, abbiamo detto, sulle ossa, sul sistema cardiovascolare, e semplicemente questo. Certo. Ecco, allora, non abbiamo altro da aggiungere, siamo dimenticate qualcosa secondo voi, anche come raccomandazioni?
Beh, di fare i controlli annualmente anche con il, cioè, con il ginecologo e non ogni 10 anni, in modo da potersi tenere in salute sotto tutti gli aspetti, insomma, della nostra è vita. prevenzione anche questa, bisogna sempre ricordarlo, anche se anche in questo penso ci siano fatti dei passi in avanti. Sì, o a volte, diciamo, magari dopo un po' di insistenza si arriva a dire sì, effettivamente ho questo problema, soffro di questa cosa, e poi nel momento in cui si propone la terapia c'è sempre una grande paura. Io quello che noto è sempre quello. Allora, in realtà è la paziente che ci guida, nel senso che di fronte alla terapia, se poi lei decide di non farlo, probabilmente è perché non è così spinta, quindi è giusto che la paziente guidi, però è giusto anche che si sappia che non bisogna avere per forza paura di queste terapie, che esistono perché si possono fare, ecco. E fidarsi naturalmente degli specialisti che sono lì apposta. Allora, il nostro tempo è terminato. Io ringrazio la dottoressa Laura Vettor, dirigente medico dell'ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Conegliano, la dottoressa Carlotta Giuliani, dirigente medico dell'ostetricia e ginecologia di Montebelluna. Abbiamo dato degli spunti, qualche raccomandazione che non fa mai male. Abbiamo utilizzato quest'ora per parlare di questo argomento che la signora ci diceva, se ne parla poco. Beh, insomma, noi nel nostro piccolo l'abbiamo fatto. Grazie. Io ricordo ai nostri spettatori il film Il ritmo dell'amore alle 16:15. Vi ricordo anche alle 21 l'appuntamento con Ring, la nostra prima serata di politica con ospiti del nostro Ferdinando Avarino, Roberto Castelli del Partito Popolare del Nord, Rachele Scarpa del PD, Christopher De Zotti, sindaco di Jesolo, Valentina Pillon di Forza Italia e Leonora Mosco della Lega. Grazie in regia ad Alessandro Granziera e Marco Gagliazzo. Noi ci rivediamo per i telegiornali di questa sera. A tutti un buon pomeriggio. Arrivederci.